Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale del nostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo parleremo di come sarà il futuro per le anime antiche e nel mondo a venire. Prima di tutto vi voglio ringraziare per la diretta di ieri che abbiamo avuto su Facebook, è stata bellissima, è stata la prima diretta live alle 20:30 di mercoledì, e devo dire che l'afflusso di persone è stato abbastanza importante e mi sono divertito tantissimo. Spero che anche chi vede questo video ed è venuto ieri sera a vedere questa live gli sia piaciuta. Comunque, prima di iniziare questa micropillola vorrei chiedervi, se non vi siete ancora iscritti al canale di The Garden Marietto Veneziano, di farlo, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, chiaramente anche nel diario del vostro Marietto Veneziano e di The Garden, e di iscrivervi al canale di Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico, chiaramente l'iscrizione è gratuita. Bene, adesso vi spiego un po' cosa mi è successo tanti anni fa, quando ero bello giovane, un giorno, non so se mi hanno dato un farmaco o qualcosa, comunque mi sono trovato in una situazione in cui sono riuscito a viaggiare nel futuro, con la mente, chiaramente, e mi sono trovato in un posto tutto colorato, cioè praticamente non c'era più l'essere umano, cioè il vostro Marietto Veneziano in carne fisica e in astrale, ma era tutto colorato, e sentivo tantissime voci di persone che avevo conosciuto in questa vita, che praticamente, voci anche di gente che non esistevano più materialmente, che erano morti, e praticamente era tutto colorato e c'erano tantissimi colori e si stava benissimo. Chiaramente, quando sono tornato indietro a questa esperienza multidimensionale e atemporale, cioè nel senso che non esisteva il tempo, mi sono spaventato tantissimo, perché in quel periodo lì il vostro Marietto, sapete che è un cristiano evangelico, dicevo fra di me: ma dove caspita è andato a finire il corpo? Io ero uno spazio bellissimo, pieno di colori, c'era una pace immensa e sentivo tantissime voci, e queste voci facevano parte di me stesso. In altre parole, ero fuso con queste voci e c'erano tantissimi colori vivi, brillanti, insomma era uno stato bellissimo in cui praticamente si continuavano a risentire le voci di questa vita presente, no? Molto probabilmente chi mi ha mandato in quel tempo, in quel momento, non mi ha fatto sentire le voci delle vite precedenti. Comunque, morale della favola, ero spaventatissimo quando sono tornato indietro, e questa sinestesia è praticamente quello che in un certo senso si può provare quando l'essere umano avrà compiuto in un certo senso la sua, come si suol dire, la sua camminata verso la Keter. In altre parole, quando noi riusciremo a raggiungere questo mondo a venire, non solo questo stato raggiungeremo, ne raggiungeremo sicuramente altri, in cui staremo in questa luce di benessere lussureggiante, no? Ma potremo stare anche in questo stato che io in quel momento lì pensavo di essere impazzito, di aver sognato. Poi, leggendo altri libri di Kabbalah, ci sono maestri rabbini che spiegano la stessa cosa. Una cosa importante anche da capire, che quando uno è un'anima antica e fa la sua reshima, cioè il ritorno a casa cabalistico per raggiungere la Keter, cioè l'ultima Sephiroth, che praticamente è raggiungibile adesso come adesso con la nostra mente, ma che poi quando si sale, chiaramente questi gradini spirituali, che sono 125, i gradini spirituali, voglio dire prima di tutto che sono 125, quando si sale ad adagio si riesce a, come si suol dire, a percepire sempre di più questo amore infinito. Un giorno, parlando con il capitano degli alpini di Torino, mi ha spiegato che il cosmo è un grandissimo orgasmo, al che io ai tempi non riuscivo a quantificare e a decifrare quello che diceva. Pensavo che stesse parlando di qualcosa, visto che ero troppo giovane, pornografico, ma nella realtà
secondo le sue conoscenze esoteriche e misteriche, il cosmo secondo lui era un grandissimo orgasmo. In altre parole, anche quando, come si suol dire, i maestri cabalisti spiegano cosa si prova a raggiungere questo stato meditativo e entrare nel mondo a venire o la quinta dimensione, e ripeto che la quinta dimensione non è che deve venire perché non ci verrà giù niente gratis, capito? Cioè non c'è niente di gratis in questo mondo, bisogna sempre guadagnarselo, ma quando queste anime antiche riusciranno a entrare nel mondo a venire, praticamente si troveranno in questo mondo di delizie in cui non esiste nessun tipo di aggettivo in questo mondo per riuscire a descrivere il benessere che l'anima riuscirà a raggiungere ed ad avere quando si è dall'altra parte in questo stato. È una cosa di beatitudine completa, ed è la stessa cosa di quando il vostro Marietto si è trovato in questo stato multicolorato. E vi ripeto, io quando sono tornato indietro pensavo di aver sognato questa, come si dice, questo stato vibrazionale, questo stato di benessere immenso, e vi ripeto non avevo come si dice, un corpo, era il mio essere che vedeva tutti questi colori, tantissimi colori, e dentro ogni colore c'era gente che avevo conosciuto in questa vita, che continuava a parlare, sentivo cosa mi aveva detto la vita e sentivo un benessere immenso. Continuavo a risentire queste persone che parlavano, non mi dava fastidio per nulla quello che loro dicevano, ma era praticamente quello che noi potremo raggiungere quando raggiungeremo questi gradini spirituali e ci avvicineremo praticamente alla Keter. Bene, cari amici, rispondo, cioè perché ho fatto questa pillola? Per rispondere a delle persone che in PVT mi hanno contattato e mi hanno chiesto cosa si può provare in questi stati meditativi e quando si raggiunge questa Keter, quando si ritorna a casa. Questo chiaramente è un discorso che vale per le anime antiche. Per le anime giovani chiaramente si devono fare tutto il percorso come tutte le anime, quelle che sono diventate antiche, si sono fatte. Bene, cari amici, anche per oggi il vostro Marietto Veneziano ha finito. Vi ringrazio per la partecipazione, per chi è venuto ieri alla prima live, cioè mercoledì alle 20:30 su Face. Molto probabilmente in futuro queste live con le sibille interattive e il pendolino verrà fatto tramite YouTube, ma per il momento la base parte da Face. Comunque vi ripeto, se non vi siete ancora iscritti al canale del legale Marietto Veneziano, di farlo, di venirci a trovare appunto in Face e anche su Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì teniamo un percorso esoterico. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!